Come sta? Bene, fisicamente bene, moralmente un po' meno, ma comunque dai, tiriamo avanti. Diciamo che è una ferita che si farà più fatica a rimarginare, quella morale. Ci vuole un po' di tempo. Ci sono ferite che non si vedono e per le quali sono necessari più giorni della prognosi sciolta al pronto soccorso. I bagnini che lavorano allo stabilimento Trieste di Jesolo tutto si potevano aspettare tranne che di essere vittima della violenza di una baby gang. Un'aggressione sconvolgente, imprevedibile, senza precedenti. Qui in spiaggia il giro di vite sulla sicurezza annunciato dopo il vertice tra sindaco, prefetto e questore è sicuramente ben accetto, ma con un'ulteriore richiesta. Io, sentendo anche quello che mi dice la gente, ci sarebbe bisogno della presenza della polizia o di chi per lei in spiaggia, di vedere la presenza del poliziotto o del carabiniere o del vigile come era una volta in spiaggia, perché allora secondo me farebbe un po' da deterrente. Non si risolverebbero i problemi, ma sicuramente ci sarebbe un deterrente. Una volta c'erano. Sicuramente sì, i vigili sì, una volta passavano per la spiaggia, erano molto... cioè, c'era proprio il vigile che passava in spiaggia, che dava anche le multe. Allora... E non passa più adesso? No, purtroppo no. Passano ogni tanto a controllare i Vucumpra, ma non c'è una presenza fissa. Quello che forse ci manca è questo. Non si dà pace Paolo Coppo, ripete come la spiaggia sia aperta a tutti, indica la zona libera dove si può tranquillamente piantare l'ombrellone. Qualche piccola regola però bisogna seguirla. Ai ragazzi aveva detto che lo spazio attorno alla torretta del bagnino deve essere lasciata libera, oltretutto è una disposizione della Capitaneria di Porto. Quello che non accetta è l'accusa di aver usato termini razzisti. Ho 4 persone di nazionalità non italiana, un senegalese, un bosniaco e 2 marocchini. Prima ne avevo uno, adesso ne ho 2 perché con quello che è successo abbiamo 2 ragazzi a casa in malattia, in infortuni, e ho dovuto assumerne un altro che è un ragazzo marocchino che già lavorava con noi l'anno scorso.